In una Roma antica, avvolta nelle ombre della persecuzione, sorge la figura eroica di San Lucio, un uomo del destino chiamato a guidare la sua Chiesa in tempi turbolenti. Nato in Toscana, a Lucca, figlio di Licinio, Lucio portava con sé non solo l'eredità della sua terra, ma anche una fede incrollabile e una speranza per un futuro migliore. Dopo la morte di Papa San Cornelio, esiliato per la sua fede, la comunità cristiana di Roma si trovava in una profonda incertezza. Era un periodo oscuro, con l'imperatore Gallo che, proteggendo gli eretici novaziani, scatenava la sua furia contro i cattolici. Fu in questo clima di paura e repressione che Lucio fu scelto per essere il nuovo vescovo di Roma, una luce nella oscurità che prometteva guida e protezione. La sua consacrazione, tuttavia, non passò inosservata agli occhi dei nemici della Chiesa. Quasi immediatamente Lucio fu esiliato, un destino che sembrava spezzare le speranze di molti. Ma il suo spirito non fu mai domato. In esilio, la sua fede divenne ancora più forte, un faro per coloro che avevano perso la strada. Miracolosamente, il destino di Lucio prese una svolta inaspettata. Quando Valeriano salì al potere, Lucio fu permesso di ritornare a Roma. La sua rientrata non fu solo un trionfo personale, ma un simbolo potente per i cristiani di Roma. Dio stesso aveva guidato il loro pastore di ritorno al gregge. San Cipriano, testimone di questi eventi tumultuosi, scrisse lettere di congratulazioni a Lucio, celebrando non solo il suo ritorno, ma anche la sua doppia gloria di confessore e vescovo. Tuttavia, il destino aveva in serbo un altro percorso per Lucio. Non sarebbe stato un martire nel senso tradizionale. La sua battaglia era stata combattuta su un altro fronte, quello della perseveranza e della fede. Lucio morì in un periodo di relativa pace per la Chiesa, nel marzo del 254, lasciando dietro di sé un'eredità di coraggio e dedizione. Fu sepolto nelle catacombe di San Callisto, dove un frammento del suo epitaffio in greco sopravvive come testimonianza silenziosa del suo servizio a Dio. Le sue reliquie furono venerate e traslate più volte, con la sua testa che ora riposa a Copenaghen, un simbolo della sua santità che supera i confini e le epoche. E anche se il Liber Pontificalis attribuisce a lui decreti e azioni che potrebbero essere apocrifi, il vero messaggio di Lucio è chiaro. La fede, anche di fronte alla persecuzione più oscura, può portare luce e speranza. San Lucio rimane un esempio per tutti noi, un promemoria che, non importa quanto oscuro possa sembrare il cammino, la guida divina e il coraggio del cuore possono condurci attraverso le tempeste, riconducendoci sempre a casa, al nostro gregge, con maggiore forza e autorità.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.